amici telespettatori, buonasera a tutti ed eccoci qui alla praticamente prima presentazione di questa bella rubrica, la rubrica Mascoli e Femmine. Praticamente una specie come Uomini e Donne. Stranamondo Siciliano ha pensato di aprire questa rubrica appunto per far qualcosa di molto intrigante e diverso dal solito. Si tratta di un cuore solitario, naturalmente una ragazza presa a caso così per la via della città e diciamo dove noi la intervisteremo per vedere quale sia il suo uomo, proprio il suo uomo ideale. Ve la presento subito, si chiama Romina ed è di Marsala. Ciao Romina. Ciao. Allora ascolta Romina, praticamente il tuo tipo ideale di uomo come dovrebbe essere? Ma non ho un prototipo di uomo ideale, mi deve colpire all'impatto, a pelle, deve trasmettermi qualche cosa. Fisicamente comunque non c'è un prototipo preciso. Comunque vai guardando, la prima cosa che vai guardando è qual è l'aspetto fisico ovviamente, ma dura poco perché in primis si guarda questo, vale per tutti, però dopo si guardano ben altro. Certo. La cosa che conta di più secondo te in un uomo che cos'è? Il carattere? Il carattere e l'interiorità della persona. Cioè deve essere praticamente interessante. Sì, interessante. Ti deve intrigare al tal punto. Ma anche profondo. Ti piacciono i tipi romantici? Sì, ma non troppo perché poi cade. Certo. Vabbè, per te questa è la prima volta praticamente che tu fai parte di questa rubrica. Sì, non è una rubrica nuova. Sono stata davanti a una telecamera. Tu praticamente farai la parte della tronista. Prossimamente. Diciamo così, giochiamo. Certo. Va bene. Amici telespettatori, avete conosciuto Romina? Quanti anni c'hai Romina? 22. Sei di Marsala? Sì. Sei completamente single? Sì, sì. E sei naturalmente in attesa del tuo sogno, cioè incontrare il ragazzo ideale, giusto? Si spera. La speranza è l'ultima a morire. Va bene, tu lavori? No, ancora no. Diciamo lavoricchio ogni tanto. Sì. Che studi hai fatto? Magistrale. Quindi sei praticamente una maestra? Sì, diciamo. Hai tattica con i bambini praticamente? Volendo sì. Allora, a me piace cantare, infatti canto in chiesa, alla cattedrale della chiesa di Marsala. Ah, complimenti! E poi comunque giocavo a pallavolo, suonavo, insomma, recitavo. Mi piace l'arte musicale. Ti dai da fare praticamente? Sì, infatti. Il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto, ma un po' tutto e niente, comunque essere felice nella vita. Certo. Niente di che. Ascolta, un'altra domanda. Tu naturalmente ora che fai parte insomma di questa rubrica nel ruolo di tronista, secondo te se ne presenteranno ragazzi per te? Un tuo parere? Ma non lo so, io non mi reputo bellissima, non mi reputo nemmeno da buttare, quindi ciò che viene viene, se viene viene, se non viene pazienza, sopravviveremo.
su Romina, 22 anni di Marsala, che praticamente va cercando il tipo di ragazzo ideale. Attenzione, perché questa non è una rubrica dei cuori solitari, questa è la rubrica dei mascoli e femmine, ossia uomini e donne. Tipo Canale 5, ma non siamo Canale 5, siamo Strano Amore Siciliano. Per cui per quelli di voi che fossero interessati a contattare Romina, possono contattare direttamente la redazione di Strano Amore Siciliano al numero che state vedendo in sovraimpressione. Fatevi sentire, telefonata, perché sono in attesa dei vostri SMS o delle vostre telefonate, appunto per farvi conoscere direttamente di persona a Romina. Voi la state vedendo, ora Romina si alzerà, si farà vedere tutta completamente. Quanto sei alta, Romina? 1,58. 1,58 è praticamente quasi 1,60, peso? 43 kg. 43 kg, quindi è una piuma, voi stessi la potete vedere, è una ragazza carina, molto carina, magra, fisico praticamente, che dire, di una fotomodella, sì, fotomodella magari un po' rimpicciolita, però sempre fotomodella. Per cui, amici telespettatori, ripeto, per quelli di voi che volessero contattare Romina, fatevi sentire con la redazione di Strano Amore Siciliano, perché noi aspettiamo sia i vostri SMS che le vostre telefonate. Per la rubrica dei mascoli e femmini Alberto vi saluta e vi saluta anche. Ciao Romina. Ciao ciao.